Qual è la situazione attuale dell'artigianato veneto? Noi abbiamo conoscenza dei dati sostanzialmente fino a settembre. La situazione è seria. Allo stesso tempo però abbiamo un insieme di elementi che fa sì che la piccola azienda, la piccola impresa fa guardare comunque il futuro con una chiave di fiducia. E le percezioni per il futuro quali sono? Bene parlare di percezioni perché dati non li abbiamo un insieme di elementi che certamente sono da preoccuparsi e si sta utilizzando la cassa integrazione. Molte nostre aziende fanno esse stesse da ammortizzatore sociale facendo lavorare alcuni giorni dipendenti, un giorno fanno sistemare le attività, gli attrezzi, il quarto giorno, il quinto magari un giorno di permesso per mantenere lo stipendio e questo fino a dicembre. 2009 abbiamo la percezione che bisogna riposizionarsi nel mercato in un contesto diverso e con nuove capacità. Questo purtroppo vuol dire ancora un periodo abbastanza lungo di attesa per la ripresa. Quindi per il futuro che ci aspetta c'è da essere preoccupati? Siamo preoccupati e allo stesso tempo però abbiamo bisogno di alcuni elementi di intervento da parte dello Stato piuttosto che della Regione affinché si mantenga le condizioni e le posizioni attuali per essere pronti a ripartire nel 2010. Possiamo dire comunque che non va tutto male, ci sono dei settori che tengono più degli altri? Ci sono delle nicchie di settori, da un lato ci sono quelli che non erano mai stati toccati da crisi, il settore del legno, della mobilio e che adesso hanno delle difficoltà, anche delle aziende di eccellenza stanno avendo delle difficoltà. Allo stesso tempo altre nicchie di mercato, però sono nicchie, non sono trasversali, stanno godendo di opportunità e di crescita perché si sono attrezzate o perché hanno dei prodotti, comunque ci sono degli elementi di ricchezza, però ripeto, ma quello che viene a mancare, che manca adesso è l'atteggiamento psicologico, avere la fiducia nel futuro. Gli investimenti ci danno questo indice. Chi sta accusando maggiormente il colpo, le piccole o le grandi aziende? Soffrono di più da un punto di vista creditizio finanziario quelle organizzate, quelle hanno 10, 12, 20 dipendenti, quelle le soffrono meno le piccole, soffrono di più della capacità di penetrare i mercati ovviamente le microimprese, però sta nascendo anche un contesto di filiera, cioè la necessità di mettersi in rete pur restando ditte individuali e poter con un servizio chiave in mano, cioè di filiera, dare risposte a quelli che sono i bisogni del mercato. Ora come ora consiglierebbe a un giovane di inserirsi nel mondo dell'artigianato? Guardi, i nostri genitori sono usciti da una guerra, distruzione, morte, non lo so quant'altro c'era. Hanno inventato un modello di lavoro e che ha dato grandi risposte e ha permesso a noi di studiare. Io credo che nel mondo dell'artigianato ancora oggi si trova un'opportunità dove un giovane possa coltivare il proprio sogno per crescere, per costruire il proprio futuro.